Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, grande attesa per il derby tra Fossaltese e Portogruaro. In prima categoria il 90 vince a Caorle ed ipoteca il campionato. La Giulia Sagittaria si allontana dai play-off. Treporti nuovamente in fuga in seconda categoria. In terza categoria nulla di fatto nello scontro al vertice tra Annonese e Giussaghese. Un corso allenatori in riva all'Emene. Il calcio femminile Portogruaro esce dalla Coppa Veneto. La 26esima giornata del campionato di Serie D ha visto tutte le formazioni di vertice non andare oltre la parità, quasi fosse un rifiatare in vista della volata finale. Classifica quindi che resta immutata, una situazione che non dispiace alla capolista Mestre, che vede avvicinarsi ulteriormente il traguardo finale. Per la triestina invece il pareggio conquistato sul campo della Cenerentola Vigontina non può altro che essere considerata una grande occasione sprecata. 2 punti gettati al vento che avrebbero potuto mettere un minimo di pressione ai mestrini con l'avvicinarsi dello scontro diretto. In coda Tamaia e Cordenon si sono presi una boccata d'ossigeno, le Furie Rosse regolando di misura il Belluno, i Granata di mister Massimo Mian travolgendo il Careni Pievigina di Vinicio Bisioli e di conseguenza mettendo forse la parola fine ad ogni speranza trevigiana di rientrare in gioco per i play-out. Il campionato di eccellenza ha visto il passo falso della Liventina. L'11 Motense si è fatto imporre il pareggio sul campo dell'Istrana, allontanandosi dalla vetta della classifica. 3 adesso sono i punti di distacco dall'Union San Giorgio Sedico, che ha espugnato il rettangolo di gioco del Porto Mansuè.
Domenica i liventini affronteranno il Sandonà in 90 minuti pieni di insidie, visto che per i biancoazzurri di mister Mauro Tossani la partita in questione è una sorta di ultima spiaggia per poter ancora coltivare qualche residua speranza di ridurre il divario della seconda della classe, onde potersi garantire i play-off. In coda ennesimo successo dell'ex Cenerentola Cornuda Crocetta, che adesso vede concretamente la possibilità di lottare anche per la salvezza diretta. Nella giornata dove il Vittorio Veneto nel campionato di promozione ha trovato pane per i suoi denti, non riuscendo ad andare oltre il risultato ad occhiali sul campo del San Gaetano, l'Union Vipo ha gettato al vento una buona occasione per ridurre il proprio svantaggio, facendosi imporre il pareggio da un La Salute ritornato finalmente a muovere la classifica con una certa continuità, diretta testimonianza di una condizione tornata ad essere ottimale. Ma la settimana in questione, per quanto riguarda il Veneto orientale, è soprattutto quella che porta al derby tra Fossaltese e Portogruaro, che si giocherà in anticipo alle ore 15 del sabato. Le due squadre stanno vivendo le ultime ore di vigilia di una stracittadina che per la prima volta mette in palio un posto nei play-off. Si sperava in una sfida sulle ali dell'entusiasmo, invece le due compagini portoguaresi vi arrivano con altrettante sconfitte sul groppone. Il Portoguaro ha ceduto di misura allo Spinea, una battuta d'arresto che mister Maggio non ha digerito molto bene. Sì, il rammarico è tantissimo perché secondo me il risultato giusto era lo 0-0, anche dallo score della partita si evince che i tiri in porta sono stati pochi di tutte e due le squadre, quindi loro l'hanno messa sul piano della battaglia, dell'agonismo, della fisicità, noi questo l'abbiamo sofferto e si sa che non siamo eccezionali da questo punto di vista, dobbiamo crescere tanto e poi hanno trovato questo gol abbastanza fortunoso, c'era anche una situazione insomma discutibile, un fallo subito da un difensore abbastanza eclatante, poi c'è stato insomma, un infortunio della nostra retroguardia, però è un peccato perché lo 0-0 era importante, perché teneva dietro lo Spinea, ci muoveva la classifica e soprattutto per quello che si era visto, quindi dispiace, però dobbiamo crescere tanto da questo punto di vista, dal punto di vista della determinazione, della cattiveria, di andare ogni tanto anche in battaglia, che ci serva da lezione per non far sì che ricapiti. La Fossaltese invece non ha avuto fortuna sul campo del Fregona, con pagine invischiate nel pieno dei play-out, che tuttavia sta attraversando un buon momento di forma. I biancoverdi erano riusciti a recuperare l'1-2 subito nel primo tempo grazie alle reti dei soliti Della Bianca ed Isteri, salvo poi farsi sorprendere in pieno recupero da Maksimovic. Domenica sono stati fatti dei piccoli errori, ma sono tra virgolette secondari, nel senso che la prestazione è stata veramente una delle più positive negli ultimi mesi, quindi la squadra ha giocato, si è impegnata, si è aiutata, si è sacrificata, ha creato molte palle gol e quindi la prestazione è veramente stata importante. Il risultato, ok, succede, insomma, può succedere che fai una prestazione buonissima e non porti a casa niente, però sono tranquillo e ho visto la squadra e i ragazzi che si sono impegnati e aiutati molto domenica, questo è quello che è più importante, insomma. Siamo alla vigilia del derbissimo con la Fossaltese, una partita che arriva dopo che le due squadre sono uscite sconfitte domenica scorsa. Si sperava in una partita sulle ali del grande entusiasmo, resta comunque uno scontro d'alta classifica. Sì, già la parola derby comunque no, mette quel pepe in più di solito. Veniamo da due sconfitte, saremo arrabbiati entrambi, però vale 3 punti come valgono tutte le 7 finali che ci mancano. Siamo vicino casa, sicuramente ci sarà tanta gente anche che ci sosterrà, quindi da oggi lavoriamo intensamente perché poi c'è anche l'anticipo per sabato.
cercando di recuperare quello che insomma è stato perso domenica scorsa su un campo difficile. Il derby è sempre una partita importante, sentita dalla società, dai ragazzi, dai tifosi, quindi la stiamo preparando bene nel miglior dei modi, quindi noi cercheremo di far nostra la partita meglio che si può, insomma cercheremo di dare il massimo impegno e di dar tutto. Questo è quello che vogliamo noi. Dopo il risultato è sempre figlio della prestazione, insomma ci vogliono tanti ingredienti durante la partita, ci sono tante cose che possono succedere, però l'impegno sicuramente è quello che cercheremo di mettere sabato. E cosa temi di più della Fossaltese? In casa hanno fatto tantissimi punti, quindi temo la loro confidenza, no? Da questo punto di vista. È chiaro che hanno delle individualità importantissime davanti e anche dietro, è una squadra compatta, solida, difficile da affrontare, ripeto, soprattutto sul loro campo, però siamo convinti di giocarcela alla pari e daremo tutto per uscire da questa partita con i 3 punti, perché si va lì per giocare, per vincere. Poi se saranno più bravi li stringeremo la mano, ma certo non dobbiamo ripetere gli errori di domenica, e se c'è anche da lottare dobbiamo lottare fino all'ultimo secondo. Se devo essere sincero non ci ho pensato a Portoguaro ancora, nel senso che sono concentrato sulle cose nostre, quindi io cercherò di far esprimere al meglio i miei ragazzi, insomma questo è poco ma sicuro. Non ho pensato a Portoguaro, devo essere sincero, non ci ho ancora pensato, ma è una cosa che tra virgolette anche non mi interessa, io penso ai miei, gli altri si arrangeranno. Quale giocatore toglieresti alla Fossaltese? Difficile da dire, perché è chiaro, il primo nome che ti viene in mente è chiaramente il loro centravanti, che è sempre determinante, è un costante pericolo per la sua fisicità, però a noi non mancano i gol davanti, non ci manca il nostro centravanti, perché insomma addirittura ha fatto un gol più di lui, quindi non mi piace parlare di chi ruberei all'avversario. Mi piace pensare che la nostra squadra può battere tutti se gioca con determinazione, con convinzione, con consapevolezza e con personalità, quindi sarà difficile, ma sarà difficile anche per loro. C'è un giocatore che vorresti togliere per la partita di sabato al Portoguaro? No, assolutamente no, anche perché sono partite talmente belle, importanti, che vorrei giocarle anch'io, quindi penso che anche loro è giusto che giocano con tutti i loro migliori giocatori, anche perché, ripeto, sono partite sentite dai 2 paesi, dalle 2 cittadine, quindi è giusto che giocano i migliori e chi sta meglio. Partita da tripla? Il risultato non so dirlo adesso come adesso, sicuramente noi cercheremo di far nostra la partita e ci impegneremo per far meglio che del Portoguaro, questo è poco ma sicuro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portoguaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In prima categoria gli occhi erano tutti puntati sullo scontro al vertice del Chiggiato tra Caorle e la capolista 90 che si presentavano in campo divise solamente da un punto, al cospetto di una formazione caorlotta visibilmente segnata dalle ormai note vicende societarie. I primi della classe hanno avuto la meglio in piena zona Cesarini al termine di una gara per niente bella ma di grande intensità emotiva. 3 punti di importanza capitale per la truppa di Mister Bergamo che potrebbe davvero aver messo le mani in modo definitivo sul campionato, seppure l'allenatore nero-verde frena i facili entusiasmi. Direi che è troppo presto per parlare di partita decisiva. È chiaro che mettere il Caorle a 4 punti ci dà una certa tranquillità, però ripeto, 7 partite sono ancora molte, quindi da qui alla fine ci saranno ancora 7 battaglie da fare. Cercheremo di farci trovare pronti per far sì che questo risultato di ora lo riusciamo a portarlo fino alla fine del campionato. Tutte e due le squadre insomma principalmente hanno badato a non subire. Sì, sono quelle partite dove ti giochi su un punto, ti giochi l'intera stagione, chiaramente le squadre erano contratte, stanno attente, soprattutto alla fase difensiva, non ci sono state grandissime occasioni da gol e quindi queste partite sono così, bisogna saperle interpretare. Sono state brave tutte e due le squadre perché, ripeto, se non troviamo il gol negli ultimi 2 minuti la partita finisce in parità e non sarebbe stato sicuramente una mancanza da parte nostra. Veniamo da 2 pareggi consecutivi con la Milanese e col Sant'Elena e quindi questa è una boccata d'ossigeno per lo spogliatoio, per la squadra, per la tranquillità, sicuramente è una grandissima boccata d'ossigeno. Cercheremo di recuperare delle energie che abbiamo speso oggi per farsi trovare pronti per domenica prossima che andiamo a Ballò e lì c'è un'altra battaglia. Mister, è stato davvero un peccato, una partita così recuperata alla fine e avete subito il 2-1 proprio nei minuti di recupero. Sì, non è stata una bella partita, perché sicuramente ambe le squadre avevano tensione, c'era il risultato importante. Dispiace perché in 10 aver recuperato una partita contro il 90, secondo me a fine il pareggio ci stava, poi una palla buttata in mezzo così mischia è andata dentro e pazienza, cioè, ci sta anche questo. Dispiace solo perché i ragazzi hanno dato tutto in un momento anche un po' difficile a livello fisico, con tante assenze. Però pazienza. Campionato che si può dire ormai in mano del 90? No, non credo perché ci sono squadre che stanno lottando per la salvezza, sono squadre che stanno lottando per i playoff. Ho visto squadre organizzate come quelle domenica che abbiamo vinto fuori casa. Vedo qui il Casale, Sant'Elena, quelle squadrette di metà classifica stanno facendo bene ultimamente, dunque penso che ogni partita sia una partita a sé, una partita difficile. Ripeto, il nostro obiettivo adesso è continuare a fare risultato e sperando che loro perdino qualche punto per strada. Vedi l'episodio dell'espulsione? Non voglio fare polemiche, non voglio fare niente, però sentivo tante bestemmie in campo, da ambo le parti. Cioè non puoi esperare un giocatore perché te lo mettete una bestemmia. È brutto sentirle, è giusto non dirle, ma se capita, l'arbitro deve capire che la partita era importante e doveva comportarsi equamente con tutte le squadre. La Giulia Sagittari invece si è inchinata davanti all'ennesimo scontro diretto. Dopo aver perso con Fossalta Piave e Marcon, i concordiesi si sono arresi anche al Badoere tra tante polemiche per una direzione arbitrale venuta a pesare come un macigno sull'economia della contesa.
Di fatto i nerazzurri rischiano di aver perso l'ultimo treno per i playoff. Mister Fabio Piva però non intende alzare bandiera bianca. Purtroppo ci sono stati degli episodi un po' avversi e la partita è stata decisa da alcune situazioni e decisioni contro, un po' troppo dubbie dal mio punto di vista per essere giudicate ininfluenti, però vabbè, è andata così. Devo fare un applauso ai miei ragazzi che sono stati molto bravi a interpretare la partita, l'abbiamo preparata bene, loro sapevamo erano e sono una bella squadra, però perdere così con delle decisioni arbitrali molto ma molto dubbie fa molto ma molto male. Ecco. Sì, il primo gol è una situazione difficile che anche dopo aver visto il video non si è riuscito a determinare se fosse fuori gioco o meno, poi l'espulsione di Paolo Bianco forse ha indirizzato definitivamente il match, perché in 10 contro 11 si è fatta sicuramente più dura per la sua squadra. Sì, sicuramente, ma proprio per questo, se nel dubbio fischi un fuorigioco che non hai visto bene o non lo fischi, vuol dire che sì, c'è qualcosa che non va. Comunque pazienza, ormai è andata così, l'espulsione poi ci ha un po' condizionato perché dovevamo recuperare e non era facile in 10 contro 11, ce l'abbiamo messa tutta, secondo me oggi il pareggio era il risultato più giusto, è andata così e pazienza, dispiace molto però che perdere una partita per delle decisioni, secondo me, ripeto, mi fermo nel dire molto dubbie e mi fermo qua. L'ambizione playoff con oggi termina oppure la squadra ci proverà fino alla fine? Ma non termina, no, assolutamente, ci mancherebbe. Lotteremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita di campionato per cercare di prenderci questi playoff, perché giocando così secondo me li meritiamo. Non molleremo niente fino alla fine, cercheremo di ricaricare le batterie e le pile in settimana e faremo tesoro degli errori e ripartiremo sicuramente domenica alla grande, convinti ancora di più di potersela fare. Hanno giocato bene, soprattutto come avevo chiesto io, con l'intensità giusta, con la voglia giusta, su un campo estremamente difficile. Una squadra che gioca benissimo a calcio, forse quella che gioca meglio di tutti a calcio rispetto a quelle che abbiamo incontrato. E rispecchia un po' quello che il nostro modo di essere. E quindi siamo stati un po' agevolati per questo. Però sono stato veramente contento di come si sono espressi, di come hanno interpretato la partita, di come hanno lottato fino alla fine. Il Caorle ha perso oggi a 90, quindi questa vittoria può avvicinarvi al secondo posto, può essere un viatico importante per arrivare a posizioni ancora migliori rispetto a quella già buona di classifica. Noi siamo contentissimi della nostra posizione. Certo che ci godiamo questo momento e guardiamo in avanti, anzi siamo contenti e siamo venuti qua per fare una buona partita, sapendo che era molto difficile e sapendo che potevamo guadagnare qualcosa sugli altri, però senza avere dei grossi pressioni particolari. Ce la godiamo così alla giornata. La 22esima giornata del girone O del campionato di seconda categoria ha visto lo scivolone del Ponte Crepaldo a Burano, una sconfitta che ha lasciato nuovamente il via libera al Treporti, ritornato a comandare con 4 lunghezze di vantaggio sulla seconda della classe, che da questa settimana è tornata ad essere il Pramaggiore. I blaugrana di mister Antonino Favro hanno espugnato il campo del San Stino al termine di 90 minuti vissuti sul gol iniziale, ma per il resto alquanto sofferti. Sempre in zona playoff, il Bibbione, ormai prossimo alla semifinale di andata di Coppa Veneto, in calendario mercoledì in riva all'Adriatico, non ha fallito l'appuntamento che lo vedeva opposto al Telio Veneto, restando sempre a diretto contatto con il vertice. Guardando la corsa per evitare i play-out, prezioso il successo del Sindacale con il Gainiga, 3 punti che permettono ai Granata Concordiesi di emergere dalla zona salvezza, ritornando ad insidiare il Gruaro, che non è riuscito ad andare oltre la parità nel derby con la già retrocessa Vigor. E in terza categoria tutto l'interesse era per lo scontro al vertice tra l'Annonese e la Giusseghese, un match che in caso di vittoria dei gialloblu portogalesi avrebbe forse messo la parola fine a questo torneo. Invece tutto è rimasto immutato e finita in parità. Per noi c'era Alberto Querin. Come dicevo prima ai tuoi colleghi, se devo tirare le somme a fine partita, devo dire che il risultato è giusto. Un tempo testa, il primo tempo di netta marca giallo-blu, quindi Giusseghese, che ha notato un'ottima impostazione di squadra, un ottimo gioco, quindi azioni molto ricercate. E comunque un annonese che non ha mai mollato un colpo e si dimostra la squadra alla seconda forza oppure a pari merito nostro, insomma.
le due forze più importanti del campionato. Quindi abbiamo pagato un po' nel secondo tempo un calo che abbiamo avuto dovuto anche ai diversi infortuni che abbiamo subito come hai visto. Merito l'Annunesi che non ha mai mollato e nel finale ci ha raggiunto, quindi dico che ci rimane un po' di rammarico visto che il pareggio è arrivato alla fine, ma comunque bisogna dire che il risultato è giusto perché un tempo a testa nel secondo tempo loro anche visto il gol annullato era sicuramente il preludio a quello che era il pareggio. Comunque insomma diciamo bene così, insomma, un punto che a noi va benissimo perché manteniamo la vetta della classifica, quindi a +3. Adesso vediamo di rimboccarci le maniche e di affrontare le prossime gare e continuare diciamo, su questa direzione perché l'obiettivo finale, non ci nascondiamo, comunque la vittoria e bisogna lottare per ottenerla ogni partita e mai sottovalutare nessuno. Ma ovviamente è stata una partita maschia, dura, visto il tempo, visto il campo che poi è un po' allentato alla fine, ma ha tenuto benissimo, c'è stata secondo me l'organizzazione quest'anno ha fatto un grossissimo lavoro per la costruzione del campo e la partita è stata, penso, come la classifica chiama, prima contro seconda, ho visto una buona Cissaghese, una gran squadra che adesso attualmente merita il posto che ha. E noi siamo a ruota, vediamo un attimino da farsi, poi pian piano vedremo con l'andare del tempo. Un primo tempo che ha visto la Cissaghese forse un pelino superiore, un secondo tempo tutto da parte della sua squadra, quindi forse maggior rammarico o maggiore magari forse di più la consapevolezza di aver fatto una grande partita e di poter ambire anche a una promozione diretta. Ma come stiamo facendo ultimamente, la mia squadra sta facendo delle grossissime partite, questa è un'altra grossa partita, forse magari abbiamo trovato un Gisseghese che al primo tempo ci ha messo in difficoltà sugli esterni, con i due esterni che stavano direttamente un attimino, si facevano trovare pronti nell'1 contro 1 e facevano molto bene la fase offensiva. Poi dopo il sbagliato rigore sono entrato al spogliatoio, c'è stata la molla che ha permesso alle mie squadre di fare un secondo tempo alla grande e sono fiducioso per le partite future. Finalmente dopo tanti anni l'AIAC Avento Orientale organizzerà a Portogruaro un corso allenatori UEFA B che consentirà a chi supererà il corso di poter allenare tutte le squadre del settore giovanile nonché anche le prime squadre della terza categoria alla Serie D. Il corso avrà luogo presso l'hotel La Botte di Portogruaro dove poi ci porteremo per eventuali esercitazioni pratiche in campo presso l'impianto sportivo nuovo di San Nicolò e avrà luogo dal 2 maggio al 24 giugno. Ecco, per gli interessati come fare per le iscrizioni? Sì, gli interessati possono scaricare il modulo per l'iscrizione sul sito del settore tecnico e poi inviare il tutto entro il 4 aprile 2017. Ed eccoci in chiusura, come al solito, dal campo di allenamento del Portogruaro Calcio Femminile con mister Rudy Moro e siamo a parlare della semifinale di Coppa Veneto. Purtroppo non è andata bene, è arrivata una sconfitta, ma considerando che avete giocato veramente in formazione di grande emergenza, avete fatto fatica ad allestire un organico di 11 giocatori, la prestazione è stata da sottolineare. Sì, una buona gara nonostante l'emergenza di giocatori, un primo tempo un po' sottotono effettivamente, poi il secondo tempo siamo cresciuti sia di condizione che di testa, abbiamo giocato palla, abbiamo trovato il gol del 2-1, abbiamo preso un palo, 2 super parate dal loro portiere, dispiace perché con qualche elemento in più sicuramente avremmo rischiato di passare il turno. Ecco, archiviata la Coppa, ci si rituffa a giocoforza nel campionato, siete ancora lì per giocarvela ai playoff, comunque insomma innanzitutto è fondamentale recuperare giocatori. Sì, è fondamentale recuperare qualche giocatore perché adesso affrontiamo 2 squadre di bassa classifica dove abbiamo bisogno assolutamente di far punti per mantenere agganciato il treno delle prime. E nel frattempo speriamo che qualche tassello si rimetta in sesto e prepararci bene per gli scontri diretti. Ecco.
Diciamo che è una stagione che si sta rivelando più sofferta rispetto a quelle che potevano essere le previsioni. Sì, è vero, nessuno di noi avrebbe pensato adesso di stare così, con i numeri contati con le ragazze, perché l'organico era bello ampio e invece pian piano ogni domenica diminuiva l'organico, per cui il mister poteva poter fare la formazione con poche ragazze. Ed ora adesso speriamo che sia finita, insomma, un po' questa sfortuna, chiamiamola, e da oggi in poi recuperare tutte le ragazze, come diceva il mister, per giocarsela fino alla fine, perché noi ci crediamo ancora. Le ragazze domenica hanno dimostrato questo e pertanto vogliamo provarci veramente a entrare ancora quest'anno nella fase finale del playoff. Ecco, è normale che voi state già ragionando anche in prospettiva futura. Sì, è vero, stiamo già ragionando, perché ormai siamo arrivati al terzo anno e sappiamo benissimo che il terzo anno c'è un po' un giro un po' delle giocatrici, keeper per anzianità, keeper studi e quant'altro, e sappiamo che alcune le perderemo, però pian piano già quest'anno abbiamo recuperato alcune ragazze giovani. C'è già in prospettiva alcune richieste da alcune ragazze che vorranno venire con Portogallo il prossimo anno, e crediamo che il prossimo anno ci sarà una svolta da un punto di vista di organico, ma anche una qualità un po' più alta.